tutti, bentornati sul canale, bentornati allo Scrigno del Calcio. Dunque, questa è la rubrica La partita della settimana. Ogni settimana andiamo a ripercorrere una partita del passato che si colleghi però ad una della Serie A della giornata attuale, e oggi ho scelto Torino-Milan della stagione 2002-2003 per un paio di motivi: per quello che ha rappresentato quella partita, che non fu peraltro neanche portata a termine, ma poi mi è venuta in mente la curiosità che si gioca il 22 febbraio esattamente come quest'anno e di sabato esattamente come quest'anno. Quella volta si giocò la sera alle 20:30 e quest'anno invece si gioca alle 18. Come spesso ha giocato tra l'altro il Milan quest'anno, tanto per mandarmi per traverso spesso e volentieri poi l'ottima cena del sabato, che è quella in cui io mangio di più, ma questo non me ne frega niente, però lo dico io. Torino-Milan del 22 febbraio del 2003 è una partita importante soprattutto per il Milan, perché il Torino è ultimo in classifica, sta disputando quella che a fine stagione sarà davvero la peggior annata della sua storia. Il pubblico è in rivolta. Pensate che il Torino l'anno prima aveva disputato invece un ottimo campionato, arrivando a sfiorare la Coppa UEFA e a qualificarsi per l'Intertoto, poi perso contro il Villarreal. La stagione 2002-2003 è un disastro, sarà un turbinio anche di cambi di allenatore, girandole di cambi di allenatore, che non porterà a nulla. Si arriva a quel 22 febbraio col Milan favoritissimo, anche perché il Milan è fortissimo quell'anno, con l'arrivo di Nesta, con l'arrivo di Rivaldo. È il Milan che si prepara a vincere tra l'altro la Coppa dei Campioni a maggio, ma è un Milan che a febbraio è ancora in corsa per lo scudetto, seppur leggermente staccato dall'Inter e soprattutto dalla Juventus, che ha preso ormai il comando della classifica. Torino-Milan è una partita senza storia, anche se il Milan non vince sul campo del Torino dall'inizio degli anni '80. Torino-Milan e Genoa-Milan sono state delle partite complicatissime per i rossoneri negli anni '90. È vero che negli anni '90 il Genoa poi non c'è stato per molto tempo, ma il Milan in casa del Torino non riusciva a vincere praticamente mai, spesso pareggiava, qualche volta perdeva. Quel giorno lì sembra però fatto apposta per rompere quella maledizione e quella tradizione negativa. Che cosa succede? Succede che il Milan segna dopo 2 minuti con Filippo Inzaghi, tra l'altro fischiato perché è ex juventino ovviamente. Arriva la doppietta di Seedorf alla fine del primo tempo, 43esimo e 45esimo. Il Milan chiude la pratica contro un Torino ormai veramente in disarmo. Inizia la contestazione dei tifosi granata, una contestazione violentissima, fatta all'inizio soltanto di cori e insulti nei confronti dei giocatori e della società. E poi però nel secondo tempo succede qualcosa di veramente atroce, perché i tifosi del Torino distruggono praticamente le cancellate, le vetrate della curva. I tifosi più accaniti della curva iniziano a sfondare con pali proprio le vetrate della curva, iniziano a lanciare fumogeni, petardi, seggiolini dello stadio. La partita viene sospesa all'inizio dal direttore di gara, che è Palanca di Roma, e poi viene sospesa definitivamente intorno al 20esimo del secondo tempo, quando la situazione è insostenibile. Soprattutto ci sono questi fumogeni che rendono difficile anche la respirazione e la visibilità ai calciatori. Il risultato sarà: la partita non sarà portata a termine, il risultato non sarà cioè sarà omologato il 3-0 per il Milan, quindi rimarranno anche i marcatori. Il Torino verrà punito con 5 giornate di squalifica, il campo del Torino verrà punito con 5 giornate di squalifica. Infatti i Granata finiranno la stagione giocando fra Parma e Reggio Emilia, meglio per i tifosi del Torino che non hanno visto le partite finali di quella squadra praticamente agonizzante, che arriverà ultima in classifica. Mi ricordo che l'ultima giornata ci fu Como-Torino, partita tra penultima e ultima. I tifosi del Torino
chiesero quasi implorando alla squadra di non perdere l'ultima partita, cercare di non arrivare almeno ultimi e togliere quell'onta di un ultimo posto che il Torino non aveva mai avuto in Serie A. Ovviamente non sono stati ascoltati, il Como vinse 1-0, arrivò penultimo, il Torino riuscì nell'impresa di arrivare ultimo in Serie A. Il Milan invece arrivò terzo in campionato dietro la Juventus e all'Inter, ma vincerà la Coppa dei Campioni proprio contro la Juventus in finale e vincerà anche la Coppa Italia nella doppia finale contro la Roma. Pensate, l'ultima Coppa Italia vinta dal Milan nella sua storia. Il Milan negli ultimi 45 anni o 50 anni di storia ha vinto 2 Coppe Italia, veramente una manifestazione che va di traverso ai rossoneri. Io non ho il ritaglio di quel Torino-Milan e mi sembra anche abbastanza curioso perché io più o meno ho collezionato tutti i ritagli delle partite del Milan di campionato e di Coppa dal 97-98 al 2003-2004, vittorie, sconfitte, pareggi, ritagliavo tutto e mi manca questo Torino-Milan, non so perché, forse non avrò comprato il giornale quella domenica del 23 febbraio del 2003, però non ce l'ho. Vi faccio vedere però l'album con le 2 squadre. Partiamo dal Torino. Qui c'è la prima parte con Renzo Olivieri, uno dei tanti allenatori passati per Torino in quella stagione, e vi faccio vedere anche il resto della squadra. Tra l'altro una squadra neanche così scarsa, almeno come nomi. Eccolo qui, il Torino. Adesso vi faccio vedere, a parte l'ultima pagina dei Granata, iniziava a esserci una coppia d'attacco con Lucarelli Ferrante, in quell'anno non mi sembrava onestamente da ultimo posto. E vi faccio vedere il Milan fortissimo, eccolo qui, con ovviamente Ancelotti al suo primo anno completo sulla panchina rossonera. Qui c'erano anche le maglie messe sotto, eccolo qui. Questa è la pagina centrale con la maggior parte dei giocatori, giocatori che conoscerete ovviamente tutti. Adesso vi faccio vedere anche gli attaccanti. Eccoli qua, di questa squadra tra le più forti nella storia del Milan, e questo è l'album 2002-2003 che andremo poi ad analizzare quando sarà arrivato il momento nell'altra rubrica in cui parlo delle figurine Panini. Questa è la partita di questa settimana, Torino-Milan. Abbiamo ricordato Torino-Milan del 22 febbraio del 2003, di sabato 22 febbraio 2003, Torino 0, Milan 3, sabato 22 febbraio 2025, sempre di sabato c'è Torino-Milan. Le cose sono cambiate un po' per entrambe le squadre, vedremo come andrà a finire questa partita, così come vediamo come vanno a finire tutte le partite di cui ricordiamo qualche vecchio precedente. Questa rubrica torna ovviamente la settimana prossima con un'altra partita, con un altro ricordo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate like, lasciate commenti, tanto è sempre tutto gratis, io vi rispondo volentieri. Se avete suggerimenti o constatazioni, commenti, domande, quello che volete, io rispondo a tutti.